Eccellenze reverendissime, eccellenze, signori magistrati e avvocati del foro civile, autorità tutte civili e militari, ministri del Tribunale Ecclesiastico Ligure, signori e signore presenti. Sono grato a tutti voi per la vostra presenza oggi all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure. La competenza di questo organismo giudiziario, che è al servizio di tutti, riguarda le dichiarazioni di nullità relative a matrimoni canonici celebrati nelle diocesi di Genova, Chiavari, La Spezia Brugnato Sarzana, Savona Noli, Tortona e Albenga Imperia, o la cui parte attrice o convenuta è canonicamente domiciliata in esse. Proprio a ragione di questo, il personale addetto si rende anche materialmente presente in ciascuna di queste chiese locali, a partire da quella di Albenga, dove a suo tempo è stata istituita una sezione istruttoria per il ponente ligure, per garantire effettivamente quella prossimità ai fedeli particolarmente raccomandata nella lettera apostolica Mitis Iudex Dominus Iesus del 15 agosto 2015. Operiamo inoltre in seconda istanza quale appello del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo e di quello diocesano di Ventimiglia-Sanremo. Con queste modalità attuative la scelta dell'interdiocesanità si è rivelata sinora efficace, non comportando sostanziali inconvenienti per nessuno e anzi riscuotendo un generale apprezzamento. Un riconoscente saluto all'Arcivescovo Metropolita di Genova, Sua Eccellenza Monsignor Marco Tasca, che quale nostro moderatore segue costantemente la nostra attività e concluderà con un suo intervento questo incontro. Agli altri vescovi che ci onorano oggi con la loro presenza, Monsignor Marini e Monsignor Borghetti, presenti qui tra noi, e anche a quelli delle diocesi che abbiamo appena ricordato e che mi hanno chiesto di portare in questo momento il loro saluto a tutti i presenti. Ringrazio di cuore anzitutto tutti gli addetti al Tribunale, il mandato dei quali è stato rinnovato nell'ottobre scorso dai vescovi liguri per un nuovo quinquennio, con un significativo riconoscimento all'impegno e alla professionalità qualificata con la quale si impegnano in un ministero caratterizzato spesso dal nascondimento e dall'indispensabile riservatezza, ma con la consapevolezza di essere parte importante della comunità cristiana. Intendo ovviamente parlare dei giudici, sacerdoti, un diacono e laici, dei difensori del vincolo, un sacerdote e 3 laici, delle notare, tutte laiche, del cancelliere decolomo e dei patroni stabili. In particolare esprimo la mia riconoscenza ai 2 miei più immediati collaboratori, ossia i vicari giudiziali aggiunti, Monsignor Mario Ostigoni della diocesi di Chiavari, che è ancora indisposto, quindi oggi non è presente, ma l'abbiamo ricordato, ecco, anche nella nostra preghiera durante la messa, e il canonico Tiziano Gubetta della diocesi di Albenga Imperia. Sono veramente molto grato per la presenza di Monsignor Ettore Signorile, vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese, al quale sono legato non solo dalla collaborazione professionale, ma anche da una personale e profonda amicizia, e del nuovo giudice di questo tribunale, Don Dario Rua. Parimenti ringrazio di cuore e accolgo con gioia il nuovo vicario giudiziale del Tribunale Diocesano di Ventimiglia-Sanremo, Don Giovanni Parise, e il patrono stabile, Don Pietro Valdameri. La mia gratitudine va anche ai componenti del Collegio degli Avvocati facenti parte dell'albo del nostro Tribunale,
tutti diplomati e volontari, e ai periti in materia psichiatrica, neurologica e psicologica, l'intervento dei quali è indispensabile in gran parte delle cause da noi trattate, che riguardano spesso problematiche di loro competenza. Ringrazio i chiarissimi avvocati del Foro Civile oggi presenti in numero limitato, perché c'era una coincidenza di orari con la consegna delle medaglie agli avvocati che hanno esercitato per lungo tempo la professione nel nostro foro, al quale ero stato anche invitato. Mi dispiace, data la coincidenza, di non poter essere presenti. Ecco, ringraziamo gli avvocati civili, con i quali esiste pure una buona collaborazione, sempre finalizzata al bene della persona umana. In particolare sono riconoscente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, che come sempre ha concesso per la partecipazione a questo evento l'accreditamento come formazione permanente professionale. Quest'anno la nostra inaugurazione ha alcune caratteristiche nuove, frutto di un bel dialogo fraterno avvenuto al nostro interno e che ci auguriamo siano utili e gradite a tutte. Esse non scaturiscono da un'iniziativa estemporanea, ma si inquadrano, ovviamente secondo le caratteristiche proprie di un ufficio giudiziario, nel processo di riforma della Curia avviato nel contesto del cammino sinodale in atto, continuando a seguire i criteri dati dal nostro arcivescovo Padre Marco nella sua lettera pastorale: evangelizzazione, sinodalità e fraternità di parrocchie, sul tema del rinnovamento delle strutture, ossia che stili, servizi, orari, presenze non devono avere come fine principale il buon funzionamento interno alla comunità, ma quello di avvicinare le persone a Gesù, così che lo incontrino e lo conoscano. Anzitutto, come qualcuno avrà già notato, l'evento si svolge integralmente in questa splendida chiesa metropolitana di San Lorenzo, della quale ringrazio il capitolo canonicale, del quale tra l'altro io e altri giudici facciamo parte, e particolarmente il preside, Monsignor Marco Dondi, e il prefetto, Monsignor Gianluigi Ganabano, per la gentile accoglienza. Questa cattedrale rappresenta anche visivamente la bellezza della secolare comunione tra le chiese liguri, la loro volontà di essere aperte all'incontro con tutti, e soprattutto mette in evidenza, attraverso la cattedra episcopale, ciò che afferma il già citato motu proprio di Papa Francesco, ossia che il vescovo stesso nella sua chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è perciò stesso giudice tra i fedeli lui affidati. Inoltre ci è sembrato giusto fornire ai non addetti ai lavori la concreta esemplificazione di quanto avviene nella nostra sede di Via Serra, e ciò non poteva avvenire se non attraverso la testimonianza viva di una rappresentanza di tutti i nostri operatori, per una volta chiamati a presentare al pubblico la loro tanto apprezzabile quotidianità lavorativa, la quale rappresenta un aspetto non molto conosciuto di quella Chiesa nella quale, come ancora ricorda la Mitis Iudex, il Signore Gesù continua a compiere l'opera di giustizia e di verità. Assai opportunamente, infatti, il Santo Padre Leone XIV, già il 21 novembre 2025, parlando ai rappresentanti, ai partecipanti al corso di formazione giuridico-pastorale della Rota Romana, rammentava che nella potestà giudiziaria opera un aspetto fondamentale del servizio pastorale, la diaconia della verità. Ogni fedele, ogni famiglia, ogni comunità ha bisogno di verità circa la propria situazione ecclesiale, in ordine a compiere bene il cammino di fede e di carità. In questa cornice si situa la verità sui diritti personali e comunitari. La verità giuridica dichiarata nei processi ecclesiali
è un aspetto della verità esistenziale nell'ambito della Chiesa. Voglio quindi sottolineare che la nostra opera non può limitarsi soltanto a dare una valutazione sulla validità o meno di una celebrazione sacramentale, ma deve necessariamente estendersi ad offrire una chiave di lettura del percorso umano e cristiano delle parti, offrendo loro criteri utili anche per le proprie scelte future. Come ascolteremo, ciò significa curare costantemente la dimensione del dialogo e dell'accoglienza, che in tutte le loro forme, come Gesù ci ha insegnato, sono lo strumento principale dell'annuncio del Vangelo. In un contesto sereno, e mi permetto di dire amichevole, si creano poi facilmente le condizioni perché veramente emerga la verità delle cose, scoraggiando il ricorso a sotterfugi o a reticenze. Abbiamo invocato, al termine della Messa, lo Spirito Santo e continueremo a farlo, anche prima di emettere qualunque verdetto, perché possa portare luce e calore nel buio e nella freddezza che spesso caratterizzano le vicende familiari sottoposte al nostro esame. Per questa ragione riteniamo che il Tribunale ecclesiastico, come sottolineato anche l'anno scorso, abbia una specifica collocazione in rapporto alla pastorale della famiglia, con la quale siamo in stretto coordinamento, sia nella valutazione delle richieste di rimozione di divieto a una nuova celebrazione nuziale, apposto talvolta nelle nostre sentenze, con la possibilità di confrontarsi sul nuovo progetto affinché esso possa risultare non solo canonicamente valido, ma soprattutto felice, fornendo un parere utilissimo per la preparazione al matrimonio, sia specialmente nell'accoglienza per i fedeli separati, prevista dal numero 244 dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia e affidata a una nostra difensore del vincolo, della quale ascolteremo tra breve l'esperienza. Va inoltre ribadito che con coraggio e sacrificio economico non indifferente le nostre chiese locali sono costantemente impegnate a non far gravare su nessuno i costi processuali, integrando in modo consistente il contributo economico dato dalla Conferenza Episcopale Italiana e attinto da quanto ricavato da tutti coloro che destinano l'8 per 1000 nella loro denuncia dei redditi alla Chiesa Cattolica Italiana. L'attuazione di una sostanziale gratuità si realizza in pratica attraverso l'applicazione nelle nostre comunità cristiane dei principi sociali cattolici di sussidiarietà e solidarietà. In tal modo, con un'attenta gestione di risorse, comunque sempre più limitate, anche a motivo della congiuntura finanziaria e del calo demografico, per ogni causa è richiesto un limitatissimo contributo spese di soli 525 euro alla parte attrice o di 265 a quella convenuta se chiede di essere patrocinata in giudizio, giungendo talvolta anche a rateizzarlo o, in ben 9 casi quest'anno, ad eliminarlo del tutto, esaminando la posizione dei singoli con lo scopo di garantire a chiunque lo desideri l'accesso al tribunale. La grande maggioranza delle cause introdotte, ossia l'88%, sono state patrocinate dai 2 patroni stabili, retribuiti dal Tribunale e gratuiti per le parti che se ne servono, in quanto, fatto salvo il disposto del canone 1490, secondo il quale la loro scelta è a preferenza delle persone e quindi può essere motivata semplicemente da fiducia personale, riteniamo anche che vada agevolato non soltanto chi è in oggettiva povertà economica, ma anche chi comunque potrebbe essere frenato nel rivolgersi alla giustizia della Chiesa per la semplice prospettiva di dover comunque sostenere un esborso di denaro che peserebbe sul proprio bilancio familiare. Nel 2025 sono entrate 81 nuove cause di nullità matrimoniale, ossia 3 in più rispetto al 2024. Siamo quindi, come già lo scorso anno, ancora in una crescita lenta ma costante, che ha un non trascurabile valore morale,
nel quadro di una certa riscoperta dei valori religiosi negli adulti, che, come è noto, ha avuto riscontri numericamente rilevanti in altre nazioni europee, come la Francia e il Belgio, con un aumento consistente delle richieste di battesimo, ma nella mia semplice testimonianza di giudice posso dire si esprima anche in Liguria nel sincero desiderio di orientare decisamente a Dio le proprie scelte, pure da parte di chi ha raggiunto un'età abbastanza avanzata, nella quale tuttavia possono verificarsi cambiamenti spirituali anche molto significativi che si esprimono nel vivo desiderio di potersi riaccostare ai sacramenti. Le nostre cause hanno una provenienza articolata e diffusa: 27 dall'Arcidiocesi di Genova, 15 dalla Diocesi della Spezia, Sarzana-Brugnato, 13 da quella di Albenga Imperia, 11 da Chiavari, 8 da Tortona e 7 da Savona Noli. Inoltre sono stati conclusi 90 procedimenti e ne rimangono pendenti altrettanti, ossia 9 in meno rispetto all'anno scorso, risultato che non va sottovalutato, tenuto conto che un giudice e un notaio hanno avuto seri problemi di salute, ecco, uno l'ho ricordato, Monsignor Ostigoni, i quali ovviamente si sono ripercossi sull'andamento del lavoro. Permane quindi la costante tendenza a garantire la celerità del processo, che il più delle volte si esaurisce regolarmente in un anno o anche in meno, se non vi sono atteggiamenti ostruzionistici, non sorgono particolari difficoltà e non è necessario un lavoro peritale molto complesso, come talvolta invece è richiesto. Sono state ancora concluse 5 cause nella forma del rito breve, che ha come giudice monocratico lo stesso vescovo della diocesi con l'assistenza di 2 assessori. E certamente, quando è stato possibile adottare questo genere di procedura, i tempi sono stati drasticamente abbattuti, riducendosi a circa 2 mesi. Questa possibilità, a norma del canone 1683 del Codice di rito canonico, è però applicabile soltanto quando concorrano contemporaneamente 2 situazioni che purtroppo non sono facili da realizzarsi insieme, sebbene spesso sussistano magari separatamente l'una dall'altra. Ossia, prima, la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell'altro; seconda, ricorrano circostanze di fatti e di persone sostenute da testimonianze o documenti che non richiedano un'inchiesta o un'istruzione più accurata e rendano manifesta la nullità. Come ha sottolineato l'attuale pontefice Leone XIV, che ha alle spalle anche una lunga personale esperienza di attività giudiziaria come vicario giudiziale, nel discorso pronunciato in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario della Rota Romana, il 26 gennaio, l'indole a prima vista manifesta del capo di nullità, che lo rende possibile, va giudicata con molta attenzione, senza dimenticare che dovrà essere lo stesso processo, dovutamente attuato, a confermare l'esistenza della nullità o a determinare la necessità di ricorrere al processo ordinario. Circa l'esito delle cause concluse, va detto che in un unico caso abbiamo avuto un'esplicita decisione negativa, mentre in altri 3 si è giunti all'archiviazione in seguito alla rinuncia richiesta dalla stessa parte attrice. Ciò non dipende da alcuna deriva lassista, ma è invece frutto dell'attenzione degli avvocati, non solo attraverso un'accurata indagine preliminare al deposito del libello introduttorio dell'istanza, ma anche nel seguire attentamente le risultanze dell'istruttoria, che talora viene approfondita dal collegio giudicante, anche scegliendo, dopo una prima seduta decisoria con esito interlocutorio, un ulteriore ampliamento degli atti, ad esempio effettuando una nuova perizia psicologica o approfondendo l'esame delle deposizioni. In questo ci sembra umilmente di cercare di mettere in pratica quanto ancora insegna, sempre nel suo ultimo mirabile intervento magisteriale, il Santo Padre Leone. Tutti gli operatori di giustizia devono agire secondo una deontologia che va studiata e praticata con cura nell'ambito canonico, facendo in modo che essa divenga davvero esemplare,
In questo senso uno stile ispirato alla deontologia deve permeare anche il lavoro degli avvocati, quando essi assistono i fedeli nella difesa dei loro diritti, tutelando gli interessi di parte senza mai oltrepassare quanto in coscienza si ritiene giusto e conforme alla legge. Il processo non è di per sé una tensione tra interessi contrastanti, come a volte viene frainteso, ma è lo strumento indispensabile per discernere la verità e la giustizia nel caso. Il contraddittorio nel processo giudiziale, di conseguenza, è un metodo dialogico per l'accertamento del vero. Lo ricordavo anche ieri in un'udienza. Delle decisioni affermative, 56 sono state relative sia al difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali che all'incapacità di assumere gli oneri coniugali per ragioni di natura psichica. 3 relative invece soltanto al difetto di discrezione di giudizio, una rispettivamente al dolo, all'errore e all'esclusione della fedeltà, mentre 3 sono state concernenti l'esclusione sia dell'indissolubilità e della prole, 5 soltanto l'esclusione dell'indissolubilità e 15 soltanto l'esclusione della prole. Ancora una volta questi motivi di nullità sono espressivi sia della frequente fragilità umana nell'affrontare decisioni di fondamentale importanza per la propria vita, sia della tendenza a non voler assumere impegni seri e definitivi, ritenuti troppo onerosi rispetto alle esigenze individuali, considerate il più delle volte prevalenti su tutto, come dimostrato anche dal costante calo statistico del numero delle nozze, non soltanto canoniche. Commentando questo dato, il giornalista Luciano Moia, in un recentissimo articolo sul quotidiano Avvenire del 25 gennaio scorso, scriveva molto saggiamente: il matrimonio cambia le persone e cambia la società, perché presuppone una scelta di responsabilità senza scadenza, di cui tutti traggono beneficio, che non investe solo la coppia, le rispettive famiglie, la comunità, ma intreccia tutte le dimensioni dell'esistenza, con una volontà di presenza e di impegno che non si ritrova in alcun altro stato di vita. C'è tanto amore e tanta progettualità in quel per sempre che si rivolge a lei e viceversa, che per contenerlo non basta più l'ambito privato, l'intimità, il proprio nido. È un bene che si espande al di là delle pareti di casa, investe le relazioni con le famiglie di origine, i parenti, gli amici, la comunità. Con il matrimonio quel rapporto a due diventa valore sociale, si lascia leggere da tutti come promessa di stabilità, di durata, di impegno, di presenza, di tenuta. Tutti valori indispensabili anche per costruire il collante indispensabile alla vita sociale, a cui noi tutti partecipiamo nella misura in cui ci fidiamo di chi ci sta accanto, condividiamo le sue scelte, apprezziamo i suoi propositi. La presenza di una coppia sposata con figli testimonia una progettualità sui tempi lunghi, evidenzia obiettivi buoni che parlano di futuro, di condivisione, di sacrificio, di impegno, di accoglienza. E chi conosce la fatica di mandare avanti una famiglia, nella maggior parte dei casi è disposto a mettersi in gioco per gli altri, per le altre famiglie, per la comunità. Non c'è scuola solidale altrettanto efficace del matrimonio, della relazione coniugale, della genitorialità. Chi preferisce non assumersi responsabilità a tempo indefinito nella vita privata, che poi privata non è, difficilmente dispone dell'atteggiamento anteriore per fare diversamente nell'ambito sociale. Diciamo ora una parola sulle cause che abbiamo trattato in appello nel nostro tribunale, ossia provenienti dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo di Milano e da quello diocesano di Ventimiglia-Sanremo. Non esistendo più l'obbligo della doppia sentenza conforme, a partire dalla mitis iudex Dominus Iesus, è chiaro che dai tribunali di prima istanza siano pervenuti a noi in appello solo le cause
negative o affermative con appello della parte convenuta del difensore del vincolo. Alla fine del 2024 avevamo in corso 20 cause di appello. Nel 2025 ne sono entrate 7, una delle quali dalla diocesi di Ventimiglia-Sanremo, e ne abbiamo deciso 13, tutte provenienti dalla Lombardia, riducendo la pendenza anche qui a 14 cause. In 2 casi, una affermativa e una negativa, la sentenza è stata confermata, mentre negli altri è stata riformata e in uno è stato riconosciuto un nuovo capo di nullità introdotto successivamente. Per quanto ci concerne, tenuto conto del numero limitato di appelli alle nostre sentenze, riteniamo sempre efficace la decisione di fare riferimento al Tribunale piemontese, quale Tribunale d'appello, in quanto la distanza è comunque limitata, essendovi collegamenti ferroviari e autostradali, e non sarebbe affatto semplice costituire un appello metropolitano che desse uguali garanzie di indipendenza di giudizio, tenuto conto che è già molto esiguo il numero di giudici di prima istanza e risulta assai difficile reperire altri laureati in diritto canonico con la necessaria esperienza, rimanendo comunque inevitabile il rischio di una minore imparzialità. Come annunciato, do ora spazio ai programmati interventi dei colleghi, incominciando da un giudice istruttore di provata esperienza, cioè il diacono dottor Giulio Galliani.